Allacciate il grembiule, parte Radio Chef, sfida all'ultima ricetta. Ben ritrovati cari amici, prima puntata dell'anno di questo 2024 di Radio Chef e quindi buon anno a tutti, anche da Maria in studio. Ciao Maria. Buongiorno, buon anno a tutti, ben ritrovati con gusto. Allora, nuovo anno, quindi pronti per ricominciare, ma siamo ancora però nel clima delle feste. Questo fine settimana sarà quello dell'Epifania e quindi abbiamo deciso di dedicare la puntata un po' a quelli che sono gli appuntamenti che potete seguire in questi giorni anche con la famiglia per vivere appieno le feste, ma anche per smaltire un po' le cene di questi giorni con qualche bella passeggiata, Maria. Sì, il Friuli Venezia Giulia è perfetto per questo, diciamo, scopo. Si può girare e soprattutto scoprire le tradizioni che ci sono in questo periodo, che sono davvero tantissime e molto interessanti, anche un po' riti propiziatori, portafortuna per il nuovo anno. Tu come la vivi questa festività dell'Epifania? Con un po' di malinconia? No, diciamo che secondo me per chi si è goduto anche un po' il periodo ci sta. Sì, c'è ancora quella voglia un po' di fare tutto. Vorresti fare tante cose, poi magari non riesci a farle tutte, però bisogna concentrarsi su un certo numero, ecco. Proverei come a voler assaggiare un po' tutto in un buffet, cercare di fare un po' quello che si vuole, ma un po' scegliendo anche le cose più belle, ecco. Magari una tradizione all'anno. Sì, e se invece il vostro nuovo proposito è cucinare di più, allora potete seguirci perché vi daremo tante idee che sono un po' quelle che fanno la differenza, no? Riuscire ad avere delle idee proprio per mettere in tavola sempre qualcosa di nuovo o in modo diverso aiuta anche a sopportare meglio lo stress del cosa cucino oggi. Torniamo alla nostra Epifania e direi che partiamo un po' scoprendo alcune tradizioni da vivere in questi giorni in regione. Molte ve le abbiamo raccontate anche nelle settimane precedenti, quindi se andate a sbirciare anche i nostri Radio Chef ne trovate diverse, ma in Friuli Venezia Giulia ci sono tante tradizioni che si portano avanti negli anni. Una delle più famose è sicuramente quella del Pignarul, questi falò che si tengono tra il 5 e il 6 gennaio. Questo fuoco, simbolo di rinnovamento ma anche auspicio per l'anno nuovo, accende i borghi di questi fuochi epifanici e creano davvero un'atmosfera unica che serve proprio a scacciare i ricordi negativi dell'anno passato e guardare con speranza ai mesi futuri. Uno spettacolo non solo visivo ma anche un momento conviviale che scalda gli animi. E tra l'altro, Maria, quest'anno cade di sabato l'Epifania, quindi non abbiamo il trauma del giorno dopo. Vero? Almeno un giorno diciamo di passaggio ce lo abbiamo. Allora partiamo da Tarcento, che è il luogo per eccellenza di questi fuochi epifanici, con l'Epifania tarcentina che parte già oggi, giovedì 4 gennaio, fino al sabato 6 gennaio. È una tradizione che da sempre riunisce migliaia di persone intorno al fuoco e poi la vigilia del 5 gennaio è il giorno clou, diciamo, perché si preparano questi pignaruls. Sono i pignarulars, degli artigiani della preparazione di questo pignarul. Ecco, grazie Igor che ha messo la Befana con il suo immancabile gatto anche sul nostro video in diretta sulla live tv di Radio.0 e la sera del 6 gennaio verranno accesi questi pignaruls. Arrivano questi carri infuocati, c'è il famoso vecchio venerando che poi leggerà il fuoco del pignarul ed è il custode anche del prezioso palio. Questa corsa quindi di carri fiammeggianti appassionata dà un tocco di spettacolo alla tradizione, è un'esperienza davvero unica da vivere. Poi il vecchio venerando ci dirà se il fuoco del pignarul ha portato un buon anno oppure no. Ovviamente tenete d'occhio il meteo, che in questi giorni sarà un po' birichino, per vedere se ci sono delle variazioni su questi spettacoli. Un altro appuntamento interessante è quello che si terrà al villaggio del pescatore a Duina Aurisina, dove faranno il Pignarul sul mare e un accompagnamento musicale. Poi arriverà questo Pignarul che verrà acceso alle 17:30. Yacht e vin brûlé per i grandi, cioccolata calda e dolcetti per i piccoli. È anche questa un'atmosfera molto particolare. C'è l'appuntamento anche di Aquileia, dove il 5-6 gennaio c'è la tradizione dei fuochi epifanici, si chiama Cabossa, è una immersione in questi riti antichi dove passato, presente e futuro danzano insieme
tra le fiamme. Saranno 2 giorni che rappresenteranno un vero e proprio viaggio nel tempo per riscoprire la ricca cultura rurale, ma anche enogastronomica, che è quello che a noi piace di più, dell'Aquileiense, e quindi saperi e sapori con un'esperienza indimenticabile per riscoprire le preziose eredità dell'antica città di Aquileia. Per queste notizie ringraziamo anche il sito nordest24.it che le ha riportate tutte insieme. E dato che hai parlato di Aquileia, mi sposterei là vicino, dove a Grado c'è una ricchissima anche tradizione proprio dell'Epifania. Ogni anno, infatti, il 5 gennaio, quindi domani al tramonto, lo spettacolo arriva dal mare in questo caso. Dopo l'annuncio dell'araldo, dalla nebbia, che forse non servirà neanche fare così... diciamo ricrearla, forse arriva in modo naturale, arriveranno dal porto direttamente le varvuole a bordo delle loro battele, le tipiche imbarcazioni lagunari, nei loro cappotti di rete con i capelli di fil di ferro, le gambe di legno, i lunghi denti appuntiti e gli occhi infuocati tra grida agghiaccianti e vorticosi balli. Queste streghe arriveranno sulla terraferma con un solo obiettivo, conoscete quale? È portare via i bambini cattivi, quindi li eliminiamo già a inizio anno. Secondo la tradizione l'unico antidoto per combatterle è quello di strofinare con l'aglio gli infissi metallici della casa e all'occorrenza spargere negli angoli delle case, cioè spargere l'acqua santa negli angoli direttamente delle case. Si tratta della rievocazione di un'antichissima leggenda che affonda le sue radici proprio nella storia, al tempo delle scorrerie dei bellicosi Uscocchi, i pirati provenienti dalla Dalmazia che si riversavano sulle coste adriatiche per sfuggire all'avanzata dei turchi, quindi qualcosa di storico. Erano pirati straccioni, ma erano anche formidabili guerrieri, quindi spesso anche assoldati dagli austriaci, bardati con paradenti di ferro, gambali di legno, vestiti con delle ampie gonne alla mood turca, con indumenti anche che influenzarono la fantasia fino a trasformarli nelle streghe marine denominate proprio le varvuole. Questa notizia arriva dal sito grado.it, dove potete scoprire questa storia, che secondo me è sempre molto interessante e soprattutto coinvolgente per chi arriva a Grado proprio per viverla in questi giorni. Arriva a vedere queste streghe che arrivano dal mare è veramente molto interessante, tutto da vivere veramente sul posto. È vero. E poi a Grado ieri c'è stata anche la caccia al presepe, un appuntamento divertentissimo tra i presepi in mostra a Grado. Ma vicino a Grado c'è anche Lignano Sabbiadoro, che quest'anno ha realizzato davvero tanti appuntamenti per il Natale, ne abbiamo parlato anche in uno dei nostri Radio Chef, e l'appuntamento sarà anche con l'Epifania all'ufficio Spiaggia 5 di Lignano Sabbiadoro per l'Epifania nella solita tradizione friulana, quindi con accensione di questa foghera, questo falò diciamo. Alle 17:30 del 6 gennaio ci sarà il gruppo alpini di Lignano Saggiadoro, è diventato tutto saggio, tutto saggio, che vi farà assaggiare la pinza, il dolce tradizionale di questa festa. Verso poi le 17:30 arriverà la Befana del Mare, anche in questo caso, quindi un po' ripercorrendo la tradizione di Grado. Avrà un grande sacco e distribuirà dolci e caramelle a tutti i bimbi intorno a questa grande costruzione di paglia, che poi verrà appunto accesa come vuole la tradizione della foghera o pignarul friulano, e si vedrà che direzione prende il fumo, perché da questa, come sai, dipende come sarà questo anno nuovo, con tutto un detto friulano che adesso non ripeto perché nella lingua originale non vorrei sbagliare la pronuncia, ma ve lo racconto tradotto. Quindi: se il fumo va a occidente, prendi il sacco e vai per il mondo; se il fumo invece va a oriente, prendi il sacco e va al mercato. Capito? Così che si fa. Avrei voluto sentirtelo dire in friulano, però va bene. Finirò il corso con i nostri amici dell'Arlef e poi vediamo. Leggerò anche in lingua originale, capito Maria? Sono i buoni propositi 2024. Esattamente. Ma so che abbiamo anche oggi una bella ricettina che potete preparare anche con i vostri bimbi in questi giorni, aspettando la Befana. Esattamente, perché iniziamo, poi andremo ad approfondire anche nella prossima puntata cosa mettere nella calza della Befana, ma ci sono ricette che potete già iniziare a preparare proprio oggi. Questa ricetta ha un titolo: I biscottoni golosi, è di Daisy Gava di Vittorio Veneto, ed è veramente così simpatica da preparare. All'interno ci sono noci tritate e uvetta sultanina, quindi diciamo anche i gusti di questo inizio dell'anno, di queste feste secondo la tradizione del Friuli Venezia Giulia. Per preparare questi biscottoni vi serviranno 500 g di farina setaccia
ghiacciata, 250 grammi di burro ammorbidito in pezzi, 150 grammi di zucchero, un cucchiaino di bicarbonato, un pizzico di sale, acqua quanto basta, 100 grammi di noci tritate, 100 grammi circa di uvetta sultanina, la potete già tagliuzzare. Dovrete impastare il tutto con le mani direttamente, iniziate farina, zucchero, poi il burro ammorbidito, iniziate a impastare, poi aggiungete gli ingredienti mano a mano, fate riposare il tutto in frigorifero per circa 30 minuti, stendete l'impasto alto circa 1 centimetro e poi infornate per 15-20 minuti a 180 gradi o finché questi biscotti non saranno dorati, e ovviamente prima fate le forme che preferite, quindi se avete una formina di una Befana potrebbe essere il momento perfetto per utilizzarla. Lasciate raffreddare e poi potete gustarli oppure inserirli direttamente nella vostra calza. Bello, è una grandissima idea anche questa. Domani tra l'altro vi parleremo proprio della calza della Befana, la prepareremo insieme, vedremo come renderla anche insomma non troppo dolce ma giustamente dolce come deve essere, e vi daremo idee anche per la spesa di questi giorni, pensando proprio all'ultimo giorno di festa, in cui magari tante volte si approfitta per trovarsi ancora una volta con parenti e amici che non si vedono da un po'. Ma ci sono luoghi dove ci piace tanto andare in questi giorni, e sono le nostre montagne che ci aspettano e già ci hanno accolto all'inizio dell'anno con questo bellissimo manto bianco, e allora vi ricordiamo anche che potete approfittare ancora e ancora di queste belle nostre montagne. Se andate a Sappada e avete la vostra casetta e volete approfittare per assaggiare qualcosa del posto, tranquilli, perché c'è Alimentari Cardis, lì troverete tutto quello che vi serve: salumi, formaggi per un veloce pranzo se avete deciso di andare a sciare oppure a fare una bella ciaspolata o passeggiare sulla neve. E trovate prodotti sempre freschi e genuini. Poi c'è il reparto gastronomia, un cuoco che ogni giorno cucina piatti tipici e tante specialità, dall'antipasto al dolce. E ancora li potete tutti cucinare e gustare a casa vostra, quindi ve li portate a casa, li trovate aperti tutti i giorni. In centro a Sappada è facilissimi, vedete, proprio ci incappate nell'Alimentare Cardis anche se non volete. Potete chiamare lo 0435 46 92 00 se volete prenotare qualcosa, essere sicuri che non vi mancherà niente per coccolarvi anche in queste vostre vacanze in montagna, magari mangiando qualcosa a casa in tranquillità, oppure se state rientrando per portarvi qualcosa della montagna a casa o portare un omaggio a chi ritroverete al vostro rientro, o per portarvi qualcosa che renda ancora più lunghe queste vostre vacanze in montagna. E infine a Sappada c'è Baita Pista Nera che vi aspetta con non solo l'accoglienza e la tipicità che respirate all'interno del ristorante Baita Pista Nera e la loro lunghissima tradizione. Il menù è veramente molto ricco e i piatti sono davvero gustosissimi. Io vi assicuro che fate una vera e propria esperienza, quindi immaginate una bella sciata, una giornata sulla neve con le guacciotte belle rosse, ve ne andate a gustarvi questa cena o pranzo, ma insomma a Baita Pista Nera, che poi vi aspetta anche nella pausa sci, e davvero la giornata avrà la sua giusta fine. Ricordo il sito baitapistanera.com, dove trovate tutti i menù e potete scegliere già quello che vi piace di più, ma anche farvi tentare. Inoltre loro sono veramente fantastici e vi faranno tornare indietro nel tempo, vivendo proprio la tipica tradizione di Sappada e della sua magia invernale con la neve, che quasi mi viene voglia di andare adesso. Sì, poi il 2024 è iniziato con una bella nevicata, come si vede anche dalle pagine di Sappada Dolomiti, e quindi è tutto il paesaggio è ancora più magico, secondo me. Sì, perché io e Maria ovviamente non possiamo andare a Sappada, perché dobbiamo anche noi attrezzarci per la notte del 5, infatti domani vi sveleremo nella calzetta e noi le prepareremo e porteremo le calzette a tutti gli ascoltatori. E se volete sapere cosa mettiamo noi nella nostra calza, seguiteci ovviamente. Esatto. Ognuno ha quel suo gattino. Esatto, la nostra bella Befana che ci mette Igor da Milano in sovraimpressione. Seguiteci anche nel nostro video, nella diretta sulla web tv radio.0.it/tv, oppure poi sui social, sia su Facebook che sul canale YouTube. E se volete il nostro Igor da Milano come Befana, basta dirlo. Ma se metto i collant poi me li riempie tutti? Sì, secondo te? Metto quelli belli di lana, quelli grossi. Dipende poi se è carbone o dolcetti. Quello staremo a vedere. Vedremo. Intanto noi vi aspettiamo tutti domani, sempre alle 12:30. Se avete bisogno di qualche idea per questi giorni di festa ancora, potete andare a dare un'occhiata al nostro sito. Rossa delle Befane? Anche carine. Io sono la rossa, dai. Ok, va bene, io mi prendo vedo la più blu. nella rossa.
E allora, domani poi vi faremo anche il quiz di... Che Befana sei? Vi chiederemo, no, cosa metti nella calza e ti Ok. dirò che Befana sei. Va bene. Va bene? Mi preparo. Preparati Maria. Noi ci vediamo domani, sempre alle 12:30 e allora buona giornata a tutti. A domani. Ciao. Ciao.